Si aggiudica il big match della quarta giornata di seconda divisione con il Siracusa, protagonista di una gara vibrante, l'argentino Vicentin, autore di una doppietta spettacolare, la sua seconda marcatura. Ma andiamo con ordine, al 16° del primo tempo è il Siracusa ad andare in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Bigatti, concesso dal direttore di gara per farlo di gritti su Iodice. Le Vespe però giocano meglio e al 33° pervengono al pari con una magia di Enrico Maria Amore. Punizione dal limite, il numero 11 Stabbiese si inventa una traiettoria imparabile per Cecere. La Juve Stabia cresce ancora e suggella la sua supremazia con la rete di Vicentin. Lancio di D'Ambrosio, la difesa retusea si addormenta e lo spietato attaccante argentino non perdona. Nel secondo tempo le Vespe devono subire ancora una volta il ritorno del Siracusa. Cardinale sfrutta un buco della difesa giallo-blu, serve Capocchiano che firma la rete del 2-2. La Juve Stabia però ha ancora in mente Monopoli e prova a riscrivere la storia. La caparbietà di Russo gli permette di conquistare una palla sulla tre quarti. Il centrocampista scarica su Peluso che serve Vicentini, il destro dell'argentino è di rara bellezza e si infila all'incrocio dei pali, battendo l'incolpevole Cecere.